dicevo prima, quella strofa che ho citato figura il paragone che fa Togliatti a Gramsci. Si essere pro su popolo sfruttava sas minas, le miniere, di accampare sa Sardegna. Però, se las passamos in rassegna a mano foristera su andadas, sa visca in San Marina sfentomadas, ingrassa gente anzena, pagodinha, progaso, vino, petta, latte, lana, appena sa l'immusina non sta. Figura una fontana in un'altura che alimenta la ortos e la horas. Si discammina, sono manifattores, si sica tutto, è cosa segura. E tanto, non è sculpa essa natura, si semus aggiummai vedidores. Si deve custandazzo portulare, su popolo si deve arrempellare. Va bene, passa il tempo, lui studia a Torino, sapremo poi che non finirà gli studi, gli mancheranno pochi esami perché nel frattempo è anche tormentato dalla malattia, da un lato, dall'altro lato intensifica la sua attività di sindacalista, di giornalista, di scrittore già, e soprattutto di politico. C'è già stata la scissione di Livorno, il Partito Comunista che nasce distaccato dall'ala socialista, e a un certo punto poi nel 1922, a fine del 22, va a Mosca appunto in quanto invitato dall'Internazionale a lavorare come interno appunto dall'Internazionale Comunista, e vi si trattiene per un po', e qui conosce la sua donna. Torniamo poi dietro. I problemi economici e soprattutto le ricorrenti crisi di esaurimento lo portano ad isolarsi a Torino per lunghi periodi. Quando la salute invece gli dà un po' di tregua, lui senza riposo scrive e lavora per giornali, partito, sindacato. Del partito diventa dirigente, aderisce al Partito Comunista quando c'è la scissione di Livorno. Nel 22 un lungo viaggio, come dicevo, lo porta a Mosca a lavorare per l'Internazionale. Ma pur essendo lontano, segue le vicende alterne e litigiose del partito in Italia, dove Bordiga, il suo settarismo, il suo massimalismo producono spaccature e dissidi. Gramsci ne parla anche con Lenin in un incontro molto importante, appunto del 22, autunno del 22. Lenin ha a cuore le sorti dell'Italia ed esprime persino molti dubbi sulla precedente scissione tra comunisti e socialisti, sollecitando invece a fare un fronte unico, perché nel frattempo c'è stata la marcia su Roma, quindi nel frattempo Mussolini è diventato Mussolini e ancora non ha fatto vedere niente di quello che farà vedere dopo, spingendo, ripeto, ad una sorta di riunificazione, diceva Lenin, almeno con quei socialisti che sono rimasti fedeli all'Internazionale. Gramsci a Mosca però conosce delle persone che gli cambiano la vita. Prima di tutto conosce Genia. Perché conosce Genia? Chi mai sarà questa Genia? E come mai la conosce? Allora, Zinoviev, un dirigente dell'Internazionale Comunista, vedendo Gramsci in cattive condizioni di salute, lo costringe, lo spinge a ricoverarsi in un sanatorio in una località che si chiamava e si chiama tuttora Celebriani Bor. Celebriani Bor, tradotto in maniera umile, significa bosco d'argento, busco e bratta, bosco d'argento. In questo sanatorio conosce questa donna, Genia, che è vittima di un esaurimento nervoso e anche fisico, sta a letto, non si può alzare, ma il cervello funziona. Con questa giovane intrattiene dei rapporti prima amichevoli, probabilmente nasce anche qualcosa, non si sa se c'è sfogo corporale, questo voglio dire non esiste un documento che lo comprova, ma ci sono lettere che attestano o che comunque farebbero credere che ci sia stato un rapporto amoroso, per quanto breve, ma la scintilla avviene quando a visitare Genia arriva un bel giorno sua sorella Giulia, Julka, che inebettisce Gramsci, l'innamoramento sull'istante, e da lì questa donna diventerà la musa della sua vita, molto tormentata, che lo farà soffrire tantissimo in maniera animalesca per la lontananza. Comunque Julka lo rapisce in tutto e per tutto, e
c'è un racconto molto bello, una parte di prosa che per me è commovente. Tutte le volte che lo leggo, nello scritto da lui, da Antonio, mi commuovo sempre. Quando c'è questa metafora, un ricordo in cui emerge questa metafora e lui dice alla moglie: mi ricordo quel giorno quando ti accompagnai nel viale del sanatorio, cioè fuori dall'edificio, no? La accompagnava in questo lungo viale in mezzo al bosco, lei che andava via dopo la visita. Lui era tristissimo, naturalmente, perché andava via la sua adorata Julka, ma nello stesso tempo contento perché lei gli aveva promesso di tornare a trovarlo. Quindi capiva che stava nascendo qualcosa. E in questo ricordo dice: ti vidi andando via col tuo falotto di bagagli, andavi via in questa lunga e larga strada, sembrava che andavi incontro ad un mondo grande e terribile. Trintuna de nennino, Gandin Rusella chiamato, Cusu viaggio l'ha mudato, Dottinduna sul destino, Dottinduna sul destino, la cintura un primo es, Mosca di dallo Stato, e stai destinato, Nino a internazionale, Nino a internazionale, Nino a internazionale, scappa di quest'andare, Sagare sta portorio, Gandin al sanatorio, e scala di Copenaghen, e scala di Copenaghen, la cerebra di Politex, che nella buscherà, una critica è fatta, prosana della prosmare, lontana della prosmare, la prosana della prosmare, di nubi e sosales, non te ne muti se tu casu così apretto, e sta per castigato, e sta per castigato, la conosco una pagliana, genia in modo sofferente, bolscevico intelligente, un bello di saomo, un bello di saomo, un bello di saomo, via fatica di sfogo, ma noi siamo del mano, noi siamo un anno, dato una per sul giro, dato una per sul giro, una sorprendente Giulia sopra la pena, su sentiamo dello sedi, le samote di Sizzana, le samote di Sizzana, le samote di Sizzana, sa un padre salata, chi muda con la santina, sa muzze delle pena, che tu lo schizzo stradato, che tu lo schizzo stradato, la sindammetta d'autonomia, candola s'assistitale, i suoi tristi male, i rommi di satornata, i rommi di satornata, i rommi di satornata, ma va sempre così strana, proprio in sopra il sadioso, caramba doloroso, Maria un suo bambino, Maria un suo bambino, la tintura un veneno, Gandin se la chiamano, Cusu viaggio l'ha mudato, Dottinduna sul destino, Dottinduna sul destino, la lamentata cae di puntata, con su bagaglio sora e sadioso, cara un mondo umano e orroroso. Lenin, vi dicevo, sollecita Gramsci a tentare di fare il fronte
contro il fascismo, dice: è inutile che vogliamo fare una lotta d'avanguardia, siamo troppo pochi, bisogna fare un fronte, bisogna unirsi, altrimenti non abbiamo la forza di azzerare questa drammatica situazione. Fai una cosa, tu avvicinati all'Italia, vai a Vienna, da lì puoi seguire più agevolmente le vicende italiane. E questo succede nel novembre, credo di ricordare bene, nel novembre del 1923. E lui va a Vienna. Ma ci va da solo, perché Julka non lo segue. Ci sono motivi reconditi, ci sono motivi che non si possono dire, non sa che pesci prendere. Poi saprà che sua moglie aspetta già il primo figlio Delio, e questo costituisce un freno. Comunque lui soffre moltissimo la lontananza, la solitudine. Si scrivono frequentemente, e poi ci sono anche periodi nebulosi in cui lui si meraviglia che lei non scrive frequentemente, e viceversa. Però il filo conduttore è sempre uno: la tristezza, la malinconia, la solitudine che lo affligge. Cara mia, perché non vieni? A Mosca c'è la neve, ma c'è anche qui a Vienna, una città imperiale, una città meravigliosa, patrimonio di tutti gli uomini del mondo. Ma Vienna è triste rispetto a Mosca. A Mosca ci sono i tram, ma ci sono anche qui, ma è uno sferragliare cacofonico che mi dà fastidio alle orecchie perché non ci sei tu. Tutto gli dà fastidio perché è lontano da Julka, è lontano dalla sua Giulia. Questa lontananza, questa maledetta lontananza.
sua breve permanenza, perché alla fine sarà di pochi mesi, come vi dirò, in questa breve permanenza è ancora una volta problematico discutere con i dirigenti del partito in Italia, dove Bordiga continua a fare la sua parte, un grandissimo organizzatore, un grandissimo agitatore, preparatissimo, ma estremamente rigido in certe posizioni, e questo non agevolava appunto la utopia, così si rivelerà fino a prova contraria, di costituire un fronte unico contro il fascismo. Questo fu un ostacolo che disegnerà dei tratti di dolore durante tutta la vita di Gramsci, anche quando lo arresteranno, come arriviamo tra poco a dire. Vi dicevo, era la fine del 1923, nella primavera del 1924 Mussolini vuole il plebiscito, cioè ottobre 22 fanno la marcia su Roma, però c'erano solo una trentina di fascisti ficcati in mezzo alla compagine giolittiana, un po' così, ma in Italia c'era già terrore, le organizzazioni di massa erano già fuori legge, i partiti di sinistra erano già fuori legge, però non contento Mussolini vuole le elezioni anticipate perché vuole il plebiscito che lo premia, sappiamo tutti, no? Questa è storia. Nel 24 tuttavia ci sono le elezioni, Gramsci è candidato, tra parentesi era candidato anche Lusso, anche lui viene eletto, si conosceranno a Roma, chiusa parentesi. Allora Gramsci viene candidato ed eletto, può rientrare in Italia perché vige ancora, a Dio piacendo, la cosiddetta immunità parlamentare, quindi rientra nel 1924 a Roma. Era stato candidato in un collegio del nord-est, eletto, e diventa deputato del Regno d'Italia, c'è ancora la monarchia ovviamente. Quando rientra in Italia, pochi mesi dopo nasce Delio nel mese di agosto del 1924 e niente, lui fa il parlamentare, nel frattempo il fascismo imperversa in tutti i modi. È memorabile un discorso di Gramsci che avviene dopo l'uccisione di Matteotti, che è un sermone di quelli che rimangono nella storia, ed è stato purtroppo anche l'unico intervento parlamentare di Antonio Gramsci. Arriviamo al 1926. Nel 1926 succede un bel fatto e poi uno tragico. Il bel fatto è che dalla Russia finalmente è convinto a far venire in Italia per qualche tempo sua moglie col bambino piccolissimo, e dopo qualche settimana o qualche mese li raggiunge persino il papà di Julka, Apollon, un uomo molto particolare, con vecchie amicizie con Lenin, una storia che naturalmente non vi posso raccontare in lungo e in largo, ma nel libro è tutta riassunta con dovizia di particolare. Mi interessa dire di questo periodo di grandissima tenerezza a Roma, in cui appunto Nino si gode il figlio, persino con una coda godereccia, se si può chiamare turismo, nella Val Venosta in Trentino Alto Adige, Stelvio, Parco dello Stelvio, piccolissima frazione di Trafoi. Prima che partissero nuovamente per Mosca, sua moglie e sua cognata Genia, impaurite dal clima che in Italia nel frattempo si era intensificato in maniera negativa, scelsero di partire contro il parere di Antonio, scelsero di ripartire a Mosca perché là si sentivano più sicure e tutelate per il bimbo e per un'altra imminente gravidanza. Quindi si fermarono qualche settimana a Trafoi nel Trentino e lì c'è un siparietto molto tenero in cui Gramsci da solo col piccolo Delio gli voleva insegnare una quartina popolare molto conosciuta a Chirazza, ancora oggi dagli anziani, l'assa sapigu buzzone e l'assa sudabiculare, si figu che spappà e brantadin di uno brantone. Questa era una quartina popolare che gli anziani ancora oggi ricordano. Ebbene, quando la cognata Genia, che nel frattempo
si era morbosamente attaccata a suo nipote fino a voler sembrare quasi che fosse una seconda mamma, è una storia molto lunga, impedì ad Antonio di insistere con queste cantilene di sardismo, Delio deve vivere nell'atmosfera dell'Unione Sovietica, queste sono piccinerie, insomma, in un modo o nell'altro lo dissuasero dall'insistere in questa cosa che gli dispiacque molto, e lo raccontò nel carcere. Lui ebbe modo di raccontare con grande sofferenza anche questo aspetto. Volevo insegnare ai miei figli queste cantilene sarde che sono frutto della saggezza popolare, non me lo hanno consentito. Vabbè, io ve lo ricordo.
sa figuzone, la sa sulla piccola e si figu per il papà. Tu sola se s'arrunda, cavi che tu non s'affronta e ti agua si stori tu. Te buono appetito e no, sto in scoperta, ma è fissa bocca aperta, non tu pozzo poterai, non tu pozzo poterai, la sassa figuzone, la sa sulla piccola. Nello stesso anno, 1926, 8 novembre, non credo che mi inganni la memoria, Gramsci cammina tranquillo per la strada e viene arrestato. Comincia il calvario che si interrompe con la morte, il 27 aprile 1937. Noi deliberatamente abbiamo scelto di non cantare tante cose che si potrebbero cantare del periodo della reclusione, che è un periodo di una sofferenza inaudita, ma abbiamo raccontato ed estrapolato alcune parti che si ravvisano, si gustano e si memorizzano nelle sue corrispondenze, nei suoi scritti, corrispondenze con la famiglia, con amici, con compagni, con Sraffa, Piero Sraffa, un uomo cardine della vita carceraria di Antonio Gramsci, un collegamento con la famiglia, col partito, col mondo esterno. Tania, sua cognata, che viveva a Roma, un'altra delle sorelle Schutt che viveva a Roma e che è stata fraternamente sempre molto coinvolta nei destini del cognato, fino al punto che qualche studioso la considera come un'amante silenziosa, che mai ha esternato appunto questo pathos, anche perché non poteva farlo. E insomma, ci sarebbero veramente tantissime cose da raccontare, le ho scritte nel libro, ma cantarle abbiamo scelto di non farlo in quel modo lì, perché è una pagina di grandissimo pathos umano, di grandissima sofferenza. Ma pur tuttavia adesso c'è una sintesi finale che canterà Angelo. Pur tuttavia mi piace leggere alcuni pochissimi versi che sono semplicemente 4, si può dire, aforismi di Gramsci scritti in sardo, no? Non solo aforismi, sono dei focus della sua vita. Allora, il primo parla della condanna di Gramsci, del giudice che
che invece contro di lui, potrei parlare della lettera strana di Greco, non lo faccio, mi taccio, ma c'è una cosa che tutti sanno: volevano impedire al cervello di Gramsci di funzionare per almeno 20 anni. Quel cervello geniale andava bloccato, era uno dei presupposti del suo arresto. Querían proibire a su cervello solo pintarnos de pensare, querían proibire, non le sta dando a prova, non si può legare si studio e su ischire. È l'ossessione gramsciana di suggerire ai giovani di studiare, di istruirsi. Pizzinnos, studiare, che abbiamo bisogno di tutta la cultura. Pizzinnos, studiare. E oso questi mondo, si bessa dittatura, non bessa libertà. E un altro concetto che lui sottolineava era la miseria umana di coloro che dicono sempre non me ne frega una sega di niente, gli indifferenti. Ecco, questa categoria che lui battezza quasi come una categoria umana, quasi come una razza o una sottorazza del pensare umano, odio gli indifferenti, perché l'indifferenza per me è come una malattia. Odio si differenzia, un vizio mezzano che è una malattia. Odio si differenzia. Eros o artigiano, sempre in primaria, in lotta e in resistenza. E infine, l'ossessione di una vita, la insistita, persino ossessionante insistenza per l'unità. Cioè lui pensava, ha sempre pensato, scritto, predicato, che senza unità non si raccolgono risultati degni di questo nome. Sa classe proletaria si cerca solidale, si gioca sa partita. Sa classe proletaria, sa santa verità, è svirtù nodida e rivoluzionaria. E infine cantiamo i Goccios. I Goccios sono la sintesi di questa umile carrellata su un personaggio che meriterebbe naturalmente ben più tempo, ma uno spettacolo ai suoi tempi. Forse vi ho tediato abbastanza, non lo so. Se l'ho fatto vi chiedo scusa, ma è dura sintetizzare Gramsci, è dura. Vi leggo solo 2 o 3 strofe perché Angelo poi le canterà da par suo. Qua praticamente è la sintesi molto striminzita della vita di Antonio. Una vita sofferente, con si schina introttigata, se esistenza tribulata, sa miseria in gioventù, e sa diliga salute, sa crudele pregionia, sa fascista tirannia che l'ha posto in sepoltura. Una debile carena d'antigosos l'ha privato, in sozogos l'ha frenato, ma non in sa fantasia. Sa fama da bramosia de conoscere, de ischire, l'ha dazuato in suo battire, dato forza in sa tortura. A Pizzino, in gioventù, sosurizos sun isardos, poi smutan sos traguardos e a sopinti e stintolini. Nascere un antelunnino, scrittore e giornalista, da esemplare socialista, nobilissima figura. Fonda a suo 29 il suo partito comunista, è un attivista, singolare dirigente, studioso, competente, ostinato e unitario, in 3 anni segretario, est e massima in statura. A 31 in Russia est e conosce Samozere, su sentito, su braghere, moda fozzo usa vita, come essi è dividida in politica e amore. 2 ufficios a primore lo stima con ternura. Manca pago a 36 quando Antonio è arrestato. Su fascismo ha firmato, in su corpus o afflizido, ma samente ha partorito 1000 ideas geniales, benes, oe, universales, pronzi umana criatura. E infine, l'ha morto in sagonia, un corpus castigato, ma da isso è sta parlato
Suo prezioso pensamento, suo fascismo, está-lo tempo. Condennato es dessa storia. Gramsci, in pezzes, in sa gloria, goza fama imperitura, pensatore intellettuale di altissima statura, scrittore universale, in suo Olimpo e sa cultura.
se siamo stati noiosi, ma non credo, scusate se me la tira, non credo che vi abbiamo annoiato, ma vi ringraziamo se ci avete capiti. Chiaramente l'applauso deve continuare per chi ha scritto quest'opera, chiaramente Tonino se lo merita tutto. Tonino Cao. Grazie.